Il giro di oggi non era previsto, è stato un po' improvvisato. Sono numerosi giorni, infatti, che piove incessantemente. Oggi il cielo si è leggermente schiarito e visto che per i prossimi giorni le previsioni non annunciano nulla di buono, sono salito in sella alla mia bici e sono partito. Avevo voglia di fare un po' di salita e così ho deciso di arrivare al lago di Verzegnis. Oltre all'acqua del lago avrò trovato anche l'acqua della pioggia? Lo scoprirete subito dopo la sigla. Venite con me! Come potete già vedere dalle nubi, il tempo non promette nulla di buono. Ma ora non piove. Mi trovo sul ponte di Avons e sto girando a destra in direzione di Verzegnis. Eccomi a Chiaulis. Anziché proseguire per la strada principale, che mi farà arrivare prima al lago, decido di passare per Chiaulis. Come ho detto all'inizio, ho voglia di fare un po' di salita. Che gusto ci sarebbe a fare la strada più corta? Ora sto transitando a Santo Stefano. Ed in questo momento entro a Villa di Verzegnis. Potete vedere il campanile della chiesa. Proprio in corrispondenza della chiesa, dopo esserle passato accanto, proseguirà a sinistra per fare ancora un po' di salita, in direzione Villa Santina. La strada già da un po', come avrete potuto notare, appare tutta bagnata, segno che in queste zone ha smesso di piovere da poco. Speriamo che tenga. Come non detto, comincio a sentire qualche goccia di pioggia. Nulla di che, ma preferivo il sole, o almeno stare all'asciutto. Svolto a sinistra e continuo per la mia meta. Ora la strada è in falsopiano, salita e discesa. Aumentiamo la velocità del video. Dopo il piccolo ponte, la strada si fa tutta in salita. Proseguiamo per Chiaicis. Ed eccomi a Chiaicis. A causa di lavori sulla via che avrei dovuto percorrere, mi tocca girare a sinistra ed attraversare il paesino. Non sono mai stato per queste vie, per cui spero di non sbagliarmi. Velocizziamo un po'. Ed eccomi sulla strada principale. Ora scenderò per alcune centinaia di metri in una discesa dalla forte pendenza ed arriverò dritto dritto al lago di Verzegnis. Sto attraversando il ponte. Voglio arrivare all'altra sponda. Nonostante il cielo sia nuvoloso e scuro, il colore dell'acqua è comunque molto bello.
La giornata non è delle migliori per farsi questo giro in questo bellissimo lago, ma oggi avevo voglia di fare questo giro e sono venuto lo stesso. Con il sole e il colore dell'acqua è di un blu incredibile, magari ci tornerò prossimamente. Adesso vedo un sentierino, vediamo se riesco ad arrivare in riva al lago. Le ortiche, porca miseria! Cavolo quanto beccano le ortiche! È un po' complicato camminare con queste scarpe. Amici, comincia a piovere, sarà meglio che mi avvii a casa. Vi lascio ancora l'ultima vista del lago e noi ci vediamo sulla strada. Ed eccomi sulla via del ritorno. Piove, l'asfalto è scivoloso e procedo con cautela. Ovviamente le immagini che state vedendo sono velocizzate. Sino al ponte di Avons la strada sarà completamente in discesa. Posso recuperare le forze spese per risalire dal lago, ma anche sentire maggiormente il freddo. Sono completamente zuppo. Bene amici, il nostro giro termina qui, peccato per la pioggia, sarebbe stato bello mostrarvi il lago di Verzenis con i suoi veri colori, un azzurro-verde incredibile. Ed anche oggi posso dire, lago di Verzenis, sono stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.